Allora, la prossima settimana, ogni volta qua ci sbatto la testa su questi, non ho più non so dove ho messo i tappini, ci sbatto la testa ogni volta. La prossima settimana, non sarà la prossima settimana vostra, ma mia, perché i video sono un po' in ritardo, però la prossima settimana non c'è neanche scritto quanto ce ne va di questo detersivo, io credo un tappino, un tappo. Ho prenotato per fare la revisione della caldaia. Stavo dicendo che è arrivato Franz, allora ho prenotato per la revisione della caldaia. Dovrò svuotare mezzo, no ripostiglio, mezzo stanzino di là, perché siccome deve togliere la copertura, gli serve posto al tipo per lavorare e quindi dovrò togliere un casino di roba. Quindi devo ricordarmi il giorno prima di svuotare quello stanzino, così lavora comodamente e non ha roba in mezzo. Ogni volta è così. Per fortuna non è da fare ogni anno, ma insomma, ogni volta c'è sto traffico da fare. Adesso devo preparare da mangiare. Aspettate, devo preparare da mangiare, sono quasi le 4 di pomeriggio. Adesso io preparo il pranzo. E sono arrivata a casa, mi sono messa subito a pulire, subito. E poi ho dovuto chiamare Franz e dirgli: guarda che sto pulendo, devi ritardare a tornare a casa perché sto pulendo. Ecco, va bene, dai, mi porto avanti, gli faccio un po' da mangiare, mangio anch'io sinceramente perché non ho pranzato. Qualcuno è andato in bagno perché c'è il tappeto nuovo. Ah, ti ho visto! Io ti ho visto che sei andato a vedere il tappeto nuovo. Io ti ho visto. Eh? Ti ho visto, sai? Il tappeto nuovo. Aspetta che prendiamo i giochini, che li ho messi qua insieme a tutti gli altri. Questi qua ci gioca ogni giorno, quindi glieli lascio qua a disposizione. Eh sì, c'è un po' di profumo di pulito, ogni tanto serve ai gatti. Cosa stai facendo là? Sei comodo? Sei comodo lì? Ciao! Fai vedere come siamo ridotti qua? Molto meglio. Sì. Che bello che sei qua. Che bella zampina. Bellissimo. Come sei carino. E non mordere. Matto. Bello. Ah, che stanchezza. È domenica mattina, nevica. Cioè, sta nevicando. No, imbiancato un po'. Non è che abbia fatto chissà che è. Qui c'è l'amico Bue, è arrivato a mangiare. Mangia, mangia. Sì, mangia. Mangia. Tu devi imparare a stare zitto perché da quando mi sono alzata è un continuo. Non ti sopporto più. Basta. Oh, non sopporto più, non lo sopporto più. Da quando mi sono alzata non ha smesso di miagolare e vuole attenzione e io non c'ho voglia, mi sono appena alzata, cioè appena alzata no, ma io non ho voglia di stargli dietro adesso. Ah, che vita. Allora, Pipo, guardiamo Pipo, andiamo Pipo, guarda se si fa vedere, sto maledetto, vedete c'ha i 2 grafi, 3 e basta, non è peggiorato, più di così non è migliorato, ma non è peggiorato, quindi è già una buona cosa. Comunque questa è tutta la neve che ha fatto perché ha già smesso, mi sa che pioverà da oggi in poi. Beh, comunque questa è tutta la neve che ha fatto, ecco. Vabbè, ok. L'importante è che nevichi in alto. Qua possiamo farne tranquillamente a meno. Allora, praticamente non mi arrivano più le notifiche su WhatsApp. Se io per vedere se ho un messaggio in WhatsApp devo aprire WhatsApp, se no io non vedo più niente.
Mi succede un po' con tutte le app adesso, non so che problema sia, comunque non mi arrivano più notifiche e sono tutte attive. Vabbè, forse devo provare a spegnere e riaccendere il telefono. Ecco, l'unica cosa che non ho provato è quella. Di solito sì, è la prima cosa che si fa, ma io non ci ho pensato. Vabbè, comunque, vediamo se riesco a inclinare un po' di più. Praticamente, cosa è successo? Ieri sera stavo guardando Facebook, le notizie, e vedo una notizia che un ragazzo, un gruppo di ragazzi era rimasto bloccato, in particolar modo uno solo, era a pochi metri dal bivacco ed era rimasto bloccato, non riusciva più né andare avanti né andare indietro. Perché, vabbè, dopo vi dico. E quindi, niente, vedo questa notizia, la volevo condividere con la mia amica del Comelico, perché questo bivacco è in Comelico, e la volevo condividere, poi ho detto, ma forse lo sa già, insomma, quindi non ho condiviso. Forse lo sa già perché suo marito è nel soccorso alpino, quindi era lì. E stamattina apro WhatsApp, vedo il suo messaggio, ascolto e mi parla proprio di questa cosa che è successa, perché tempo fa, poco tempo fa, era uscito un video su YouTube pubblicato da un ragazzo che io seguo, Omar si chiama? Mi vengono i dubbi, comunque mi pare si chiami Omar, e fa tutti i video sulle sue escursioni, i suoi giri in bicicletta, eccetera. E questo video io l'avevo condiviso alla mia amica, dicendole, guarda dove è stato questo. Stavo dicendo, sì, non mi ricordavo più. Tempo fa era uscito questo video, l'avevo guardato e gliel'avevo condiviso. Da quando è uscito quel video e soprattutto questo ragazzo arrivando al bivacco aveva trovato un'altra persona che fa video sulle sue escursioni, molto più famoso, e probabilmente anche questa persona ha fatto un video su quell'escursione. Praticamente cosa è successo? Che dopo aver pubblicato questo video tanti l'hanno visto e hanno voluto fare lo stesso percorso e andare a quel bivacco. Il punto è che il percorso per arrivare a quel bivacco è tutto in salita, cioè con neve e ghiaccio non ho idea di come possa essere, ma senza per me era stato massacrante, cioè hai non so quanti metri di dislivello, è molto pesante come percorso, per chi non è allenato poi non parliamone. Noi l'avevamo fatto, ma io avevo avuto parecchie difficoltà poi, proprio appena sotto il bivacco, dici guarda là c'è il bivacco, manca poco, in realtà hai una salita ripidissima, da quel che mi ricordo, non è così vicino poi, mancano pochi metri, sì, pochi metri in linea d'aria, però poi devi arrivarci, non è così semplice. E proprio ieri sera, ieri un gruppo di ragazzi è andato su, e uno non riusciva più ad andare avanti e neanche indietro e sono dovuti andare a soccorrerlo perché era sotto il bivacco, pochi metri, ma non riusciva più a fare niente. Quindi da quello che c'era scritto il gruppo non aveva problemi, gli altri compagni insomma di escursione erano riusciti ad arrivare su, mentre questo qua era stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti. Da quello che c'era scritto sulla notizia su Facebook. La mia amica invece mi ha detto un'altra cosa, però non lo so, non so cosa sia la verità. Certo, il suo marito è nel soccorso alpino e mi ha detto che loro erano partiti proprio per andare a soccorrerlo, quindi ecco, non so quale sia la verità, ma fatto sta che tutti i video delle escursioni che escono online sono da prendere con le pinze, perché sono comunque video per far vedere dei posti, ma non sono video da emulare, cioè, oddio, oh, che bello, guarda, voglio andarci anch'io, ci vado. Cioè, prima non è colpa di chi pubblica i video. Certo, chi pubblica i video escursioni potrebbe dare molte più informazioni, più notizie, ma se lo facesse vorrebbe dire che è una guida alpina, è un qualcuno che ha studiato per fare quello. In realtà chi condivide video sulle escursioni è semplicemente perché vuol far vedere un percorso che si può fare. Sta a chi è dall'altra parte dei video capire, informarsi se quel percorso è fattibile o meno, perché io dai miei ricordi quello era stato un percorso difficile. Con neve e ghiaccio immagino sia tutto il triplo più difficoltoso. E il problema appunto è chi guarda i video pensa che sia tutto così semplice.
Cioè, da una parte si tende a colpevolizzare chi pubblica i video sulle escursioni, ma dall'altra parte bisogna capire che chi li guarda dovrebbe avere un minimo di intelligenza e di, insomma, dovrebbe informarsi prima di partire per fare una cosa del genere. Quindi niente, volevo raccontarvi questo episodio che appunto è successo ieri e comunque da quando è uscito quel video e probabilmente anche l'altro youtuber ha fatto uscire il video, una marea di gente sta andando lì in quel bivacco che è nuovo perché è stato rifatto durante la scorsa estate, l'avevano inaugurato la scorsa estate, che prima era fatto diversamente, cioè quella era la metratura, però dentro era diverso, era diviso in 2 stanze, non era uno stanzone unico, era diverso, la stufa era, entravi, era di qua, poi c'erano di là i letti nell'altra stanza, cioè era fatto proprio diversamente, mentre adesso hai la stufa al centro, è bello dentro. Però il problema è che comunque questi bivacchi vengono presi come alberghi per una notte, ostelli per una notte, quindi la gente dice come meta finale ho quel bivacco. In realtà il bivacco sarebbe un punto d'appoggio per chi magari sta facendo un giro di più giorni, non meta finale per poi tornare indietro alla macchina. E invece i bivacchi stanno diventando proprio, cioè meta finale per dormire e poi tornare indietro alla macchina e tornare a casa. Invece i bivacchi adesso stanno diventando proprio un albergo, come, cioè un punto per dormire, per fare la notte gratis in sostanza. E non è questo il senso del bivacco, va bene. Comunque niente, volevo raccontarvi questo episodio che sì, anch'io ho fatto video escursioni, però comunque chi è dall'altra parte deve informarsi e magari chiamare una guida alpina e chiedere ma com'è questo percorso, è realmente così? Cioè bisogna informarsi anche con Google Maps, vedere un attimo com'è la zona, se è impervia, cioè quello mio mi ricordo che era stato un percorso difficile, non me lo ricordo, cioè è tanto ripido, cioè è tutta una serpentina dentro per il bosco, poi a un certo punto finisce il bosco, hai tutto sassi, ghiaia, è tutto a fianco alla roccia, cioè è un percorso insomma serio, non è fare il giro del lago di Braies per dire, è un percorso impegnativo, almeno lo era stato per noi. Quindi bello, perché lassù è molto bello, è una zona molto isolata. Adesso credo che ci sia tanta di quella gente che va su. Infatti la mia amica mi fa, stanno facendo una marea di soccorsi in quel bivacco, su quel percorso, perché tutta la gente sta andando là. Quindi la potenza dei social davvero sono potenti. Il problema è che chi è spettatore dovrebbe anche capire che non si parte così senza saper niente, solo basandosi su un video. Quindi è importante verificare quello che si vuole andare a fare.